Ciao. Ciao, ma dovevo aprire io. Perché apri tu? Così, per buona Allora educazione. facciamo aprire Martina. Ciao Martina. Buongiorno a tutti, Ciao buongiorno a Max. Bruno, buongiorno a Ciao Max. Bruno, ciao Marti. Ciao. Beh, abbiamo aperto in maniera così inusuale per dire ciao bambini grandi. Siamo alla sesta puntata ormai, ragazzi, pensate, abbiamo fatto 6 puntate e ci seguono ancora, anzi, aumenta sempre di più la nostra platea, giusto? Sì, ci seguono nel senso che quando usciamo c'è gente che ci corre dietro ci per menano, darci ci menano. botte. Sì. Allora, questa è una puntata come al solito, sempre innovativa, cerchiamo di trovare qualcosa di nuovo, anzi i ragazzi qua vicini a me cercano di costruire, grazie a loro, merito loro, costruire queste puntate con dei contenuti, con delle idee e con della professionalità. Devo veramente darvi atto che siete dei grandi, sia Martina, Max un po' meno, Ma, Max. insomma, 1,82 non è da sottovalutare come grandezza, Però insomma, Max è mi una aveva buona detto grandezza. che si pitturava di giallo. Sì, però dico tante fregnacce ogni tanto, no, in realtà non l'avevo detto, sei tu che mi hai chiesto di fare questa cosa, ma io potrei anche averlo fatto, ma non è detto che, insomma, Prima o dopo? sì, mostri anche questa mia peculiarità di Da dipingermi. Teletubbies. Introduco solo velocemente questo argomento, volevamo parlarvi un po' della nostra attività, quella più legata ai laboratori teatrali che facciamo con bambini, ragazzi e anche con gli adulti. A proposito dei laboratori teatrali che si fanno con gli adulti, che sono sempre dei percorsi che sicuramente sono finalizzati anche a degli eventi poi finali, ma la cosa poi importante del percorso che si fa è il viaggio di scoperta che ciascun allievo fa e porta con sé, quindi cercare di superare i propri limiti, le proprie paure, mettersi in gioco e lavorare anche con la fantasia. E a tal proposito, insieme a Max è nato un gruppo molto molto speciale che ha sede a Brugnera, che si chiama I Creatori, di cui adesso lui vi parlerà. Ma adesso io direi una cosa molto breve, nel senso che ovviamente questi che portiamo sono anche degli spunti per far sì che anche altre realtà di genitori o di bimbi grandi magari trovino ispirazione e provino a ricrearne in altri luoghi che non siano quelli che noi, insomma, io e Martina frequentiamo. Il gruppo di creatori è un gruppo di genitori, la dico in breve perché dopo so che bisogna lasciare spazio un attimo agli sponsor prima di entrare nel vivo della trasmissione. Il gruppo dei creatori è un gruppo di genitori che ha deciso di fare delle cose teatrali, artistiche per i propri bambini. Hanno iniziato questa cosa quando i loro bambini erano alle materne, poi si sono appassionati, sono diventati veramente un gruppo molto forte, capace, amicale e questa cosa da anni si porta avanti. Allora io direi di ringraziare i nostri amici, più che sponsor sono degli amici che sostengono l'utilità di questa trasmissione e ogni trasmissione dopo trasmissione ci rendiamo conto che è veramente utile, ma non solo per i bambini ma anche per i genitori, per i bimbi grandi che così imparano a gestire le situazioni critiche come questa del rientro a scuola. Adesso sembra che ci siano ancora delle restrizioni, speriamo di no, speriamo che i bambini vivano bene. E allora io dico grazie al mio amico Alberto Dica del Poggio, dove il Prosecco incontra il mare, grazie a Andrea Valdemarca del Ferro Battuto e grazie ai bibanesi che tu dici stanno sempre bene a tavola. Sì, E allora prima anche col nero e adesso introduciamo il primo contenuto. video diciamo, di uno dei creatori, che è un maschietto, perché i maschietti sono rari quando si fa teatro, no? Che è riuscito a seguirci dall'inizio fino adesso, insomma una nostra grande risorsa, ecco. Stefano, Filippo. Fare teatro per i bambini è sempre bello perché il tempo dedicato ai bambini è sempre la cosa più bella che uno possa fare. Essere creatore è bello perché si è creato un bellissimo legame. Abbiamo fatto un percorso assieme di tanti anni e siamo cresciuti
tutti assieme dal punto di vista teatrale e anche l'amicizia. Ecco, Filippo, come tutti i creatori, diceva giustamente Martina, è una grande risorsa. Conoscendolo abbiamo iniziato, penso, mi pare 7 anni fa insieme. Io so che lui all'inizio, insomma, non che non ci credesse, però un po' secondo me si sottovalutava. Invece è una persona, è un attore diventato molto bravo, ma veramente molto bravo, che non ha nulla da invidiare a tanti che lo fanno di mestiere, e soprattutto è una persona, sono veramente onorato di conoscerlo, perché lui e anche tutti gli altri, insomma, come tutti gli altri, è una persona di cuore, persone che bisognerebbe sempre avere vicine durante la propria vita, e spero che tutti quanti, insomma, incontrino gente e persone così, capaci. E appunto, parlando di creatori, la cosa particolare che bisogna dire è che loro fanno spettacoli. Siamo partiti con degli spettacoli per bambini, con delle storie. Adesso so che state vedendo delle immagini che stanno scorrendo, delle storie per bambini. Poi da questa cosa, questo gruppo scalcagnato di genitori si è così appassionato e ha deciso di fare dei salti in avanti. Abbiamo creato uno spettacolo che fosse intellegibile sia dai bambini sia dagli adulti, e poi hanno detto: perché non facciamo il salto con i veri bimbi grandi? E abbiamo fatto anche uno spettacolo per gli adulti. E adesso, fra poco tempo, agli inizi di novembre, poi Martina mi aiuterà a ricordare le date, orari, luoghi, riproporremo uno spettacolo che è stato davvero un successo, si chiama Il Baule. È uno spettacolo appunto sia per bimbi piccoli ma anche per bimbi grandi, cioè tutte e due le categorie di persone possono assistere e trovarci qualcosa, perché il baule, caro Bruno, è una metafora di quello del posto in cui noi teniamo le cose che ci piacciono da bambini e che molto spesso poi le nascondiamo. E a tal proposito ti faccio una domanda: c'è qualcosa che tu senti che avevi da bambino che però adesso non usi più e ti piacerebbe riprendere anche dentro di te, non per forza come oggetto? Ma io sono sempre stato un po' venale. Da bambino mi mettevo in cima al 6° piano. No, sesto piano, perché le case non erano così alte a quei tempi lì, ma c'erano quelle case di contadini alte. Io ero su all'ultima finestrella e facevo il commerciante, vendevo. Non so cosa, ma vendevo. Io avevo quella sensibilità, vendere qualcosa, farmi costruirmi il futuro vendendo qualcosa, proponendo qualcosa. Non sapevo cosa, perché cosa vendevo a 7, 8, 10 anni. Però avevo anche delle, come si dice, delle peculiarità diverse. Amavo molto la mia famiglia. Cosa dovevo dirti? No, niente, se c'era qualcosa, ma in realtà tu, per esempio, la tua passione l'hai portata avanti nel tempo e l'hai fatta crescere. Molti, ad esempio, invece non riescono per vari motivi, insomma, quindi tengono delle cose nel proprio baule. E questo spettacolo è un modo per augurargli, insomma, di riuscire ad aprire il baule e riprendere ciò che un po' si è lasciato per strada e a cui non si è dato molto peso. Io volevo dire una cosa: abbiamo dato un senso a questa trasmissione, abbiamo dato spazio ai bambini e anche ai grandi, ai giovani, e dando spazio alle attività tipo la vostra è importantissimo, perché fa capire che voi fate molto volontariato, ma è professionale. La vostra professione è quella di creare gruppi, di creare contatti con gli altri. È encomiabile, perché una gran parte del vostro tempo non è pagata, ma cioè date veramente molto alla società, ai bambini e ai più grandi. Avanti, lo spazio ai giovani, abbiamo bisogno dei giovani. E allora, per fare questo, abbiamo anche bisogno dei nostri sostenitori, dei nostri amici, e adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono.
adesso abbiamo un altro importante contributo. Sì, adesso nuovamente abbiamo, visto che abbiamo parlato tanto, invece sentiamo due creatori, due genitori dei bimbi grandi appunto, un po' come quelli che ci stanno seguendo in questo momento, che ci raccontano dal loro punto di vista questa esperienza. Ribadisco, un modo per così farvi passare un po' di energia e magari proporre nuove idee. Quindi se ci sono genitori che stanno ascoltando, che hanno bambini all'asilo, provate a mettervi insieme e a costruire qualcosa per loro, specie in questo momento che insomma c'è proprio bisogno di stare, anche se siamo a distanza, vicini. Quindi adesso abbiamo Laura e Stefania. Il Baule è il secondo spettacolo dei creatori ed è uno spettacolo prevalentemente dedicato ai bambini, anche se in grado di far riflettere gli adulti, e primi fra tutti ha fatto riflettere i creatori stessi, perché ci ha permesso di aprire il baule dei nostri ricordi e così di riscoprire quelle emozioni, i giochi, il sentire di quando eravamo bimbi e di riviverlo insieme ad un'altra età con un gruppo di amici quali poi noi siamo. Quindi è stato molto emozionante e anche molto divertente, e poi è stato molto bello poterlo presentare proprio ai bambini e di collegare così la nostra generazione a quella dei nostri figli, raccontando un po' la nostra infanzia. I bambini poi sono un pubblico anche molto vero, perché sono totalmente spontanei, quindi fare teatro per loro è davvero stimolante, perché se li sta interessando sono molto coinvolti, catturati, possono intervenire anche mettendoti un po' in difficoltà talvolta, rispondere alle domande. Viceversa, se non li sta interessando, senti questo brusio di fondo che ti fa capire che li devi nuovamente catturare, per cui insomma è un pubblico leggermente più difficile, però appunto stimolante. Tra qualche giorno i creatori, il gruppo amatoriale del quale faccio parte, tornerà sul palco con lo spettacolo Cosa ci sarà in quel baule? Un viaggio attraverso la nostra infanzia alla riscoperta dei giochi di una volta, che non sono poi molto diversi dai giochi di adesso, perché alla base c'è sempre la voglia di stare insieme e di divertirsi. Fare teatro è un'esperienza emozionante. Farla per i bambini e con i bambini ha un valore in più, perché ci permette di vedere il mondo con i loro occhi, occhi che sanno vedere oltre. Con loro possiamo rendere il fantastico reale. Dal nostro baule usciranno diverse storie fantastiche che ci permetteranno di fare un viaggio magico attraverso i luoghi della fantasia. Vi aspettiamo a San Cassiano, Salone del Vino, venerdì 6 novembre alle 21 e per una replica anche domenica 8 novembre alle 16, sempre a San Cassiano di Brugnera, Salone del Vino. Ciao e grazie. Martina, che cosa mi racconti? Sì, volevo ricordarvi appunto quello che aveva appena detto Laura, che se avete piacere di vedere questo spettacolo, che non è il baule, ma cosa ci sarà in quel baule, vero maestro? Lo potete vedere alla rassegna Teatro d'autunno a San Cassiano di Livenza, presso appunto il Salone La Festa del Vino, il 6 e l'8 di novembre. E questo è uno spettacolo, fa parte di un progetto più ampio, regionale, che ha il tema del gioco ed è fatto sia per i bambini che per gli adulti. Infatti poi il maestro Max farà anche dei laboratori durante alcuni weekend. E io volevo solo dire, Bruno, che ho avuto piacere di lavorare, di conoscere questi ragazzi, perché ho fatto un piccolo laboratorio sul clown insieme a loro, ma poi sono andata spesso a vedere insomma i loro spettacoli. Devo dire che sono davvero un bel gruppo affiatato, pieno di energia, e sono anche davvero bravi diventati, quindi è stato un piacere conoscerli e lavorare insieme a loro. Quanti perché sono? È un gruppo variabile, perché va dai 5-6 fino anche a 20, perché siamo partiti con tante persone. Diciamo che c'è un gruppo stabile di 8-9 persone e poi nel corso del tempo qualche genitore va via, qualcuno ha degli impegni quindi non può proseguire, qualcun altro si inserisce, quindi diciamo è un fluido di persone che si vogliono bene. È bello così, perché assolutamente c'è un'esperienza, un rinnovamento continuo e anche un'esperienza diversa. Adesso abbiamo... di nuovo i nostri amici Sì, sponsor. perché dovete sapere che loro fanno la scaletta, io la leggo, però poi sbaglio, come ho sbagliato all'inizio, sul nome di Filippo, naturalmente. Filippo, ecco.
E allora in questo momento abbiamo bisogno ancora di sentire e di vedere i nostri amici. A proposito, non abbiamo niente, non ci è arrivato niente come contenuti dall'altra parte Sì, del da mondo. Taiwan, però dobbiamo ancora tradurre quello che ci hanno detto. C'è un simbolo C'è che un ricorre simbolo? spesso, che è quel coccodrillo che fa così, quindi forse bisogna un attimino arrivare ai Va saluti. bene, allora diciamo ai nostri amici, a tutti gli amici, piccoli e grandi, a noi ha fatto piacere anche oggi stare con voi e avremo ancora un po' di tempo da starci. Ricordatevi che abbiamo, oltre che quello che dirai tu, ricorderai il momento dello spettacolo, abbiamo l'ultima puntata che vediamo di organizzare bene, magari facendo un brindisi insieme a tutti. Martina. Sì, va bene? No, nel senso... No, volevo che ricordassi le date. Sì, allora, lo spettacolo Cosa ci sarà in quel baule? San Cassiano di Livenza, Salone Festa del Vino, 6 e 8 di novembre. Io ci sarò. Bene, io l'ho visto e penso che tornerò a vederlo, mi è molto piaciuto, mi ha molto emozionato. Vi ricordo che noi siamo Arti Varti, perché questo lo devo ecco. ricordare perché per noi è importante, insomma, la nostra associazione, quindi ringrazio anche per darci modo di ripetere un po' il nostro nome I saluti più lunghi della storia. e grazie, arrivederci. Grazie. Ciao mamma! Ciao.